Lei ha paura, è terrorizzata, alla notte non riesce a dormire e infatti quella sera si è presa delle gocce calmanti perché effettivamente era così, cioè non... È ancora sotto shock la donna di 67 anni residente in via Manini, in pieno centro a Tezze, che la notte tra sabato e domenica si è trovata i ladri in camera da letto dopo che ne avevano messe a soqquadro altre due, rubando l'oro che hanno trovato. A raccontarci l'accaduto è la sorella della vittima. Il cane dei vicini ha cominciato ad abbaiare e insistentemente, quindi di conseguenza lei a un certo punto si è alzata a tirare su la persiana per vedere cosa c'era e dietro di lei ha sentito la porta aprirsi della sua camera e lei si è girata in quel momento e i ladri, perché erano in tre effettivamente, gli hanno puntato addosso la luce accesa, la pila sì, e quindi lei... Però lei si è girata di scatto, loro hanno chiuso la porta e lei da nervoso è uscita per corrergli dietro. Erano in tre dentro in casa, lei da sola e poteva succedere di tutto, insomma, alla fine. Ecco, questo è. Una signora aveva sentito le urla di mia sorella, ha cominciato a gridare, gli si sono rivoltati contro praticamente. Hanno scavalcato le recinzioni come lepri, uomini giovani e agilissimi che hanno battuto a tappeto tutte le vie terrorizzando i residenti. Ed è proprio la donna che si è trovata davanti ai tre malviventi che ci racconta la sua terribile esperienza, allertata dalle urla che provenivano dalla casa vicina appena derubata. Ho iniziato a gridare, ho detto guarda via, chiamo i carabinieri. A un certo punto si sono girati verso di qua e a me è venuta, ci hanno saltato subito, sono tornati in strada e quindi io sono andata dentro, ho chiuso tutto e ho chiamato le forze dell'ordine. Quanta paura ha avuto? Tanta perché ho fatto la notte con con un occhio sempre aperto, ogni rumore saltavo, continuavo a girare per la casa a guardare tutti i buchi delle persiane perché comunque dormiamo con le finestre aperte perché è caldo, ma adesso basta, terrore veramente, ma sono straveloci e non gliene frega niente, cioè proprio saltato, andato di là, cioè veramente non hanno paura, cioè loro venire dentro casa tua, picchiarti e rubarti non frega niente.